Questo è il vostro appartamento che poi avete deciso di lasciare, voi mollate, perché? Perché le spese sono alte e anche le spese condominiali. Quindi abbiamo trovato una casetta con 550 euro senza pagare né spese condominiali né niente, si conviene andare via. Siamo a piano terra. Io spero e siamo a piano terra. Raccontano così perché hanno deciso di andarsene dalla casa popolare del quartiere Stadio a Conegliano. Maria Rita e Andrea sono un esempio di chi, pur non avendo nulla da parte, ha deciso di lasciare la casa all'Ater. Tanto io dico la verità, abbiamo stato mio figlio che aveva bisogno, però in banca non ho niente. Ho presentato la carta ISEE del Monale 101, non abbiamo niente in banca, possono controllare finché vogliono. Aumento per un edificio non più a norma e di fatto dimenticato dall'Ater, come hanno ribadito durante l'incontro con gli altri condomini. Perché sono vergognosi, hanno messo due pali, venga a vedere, hanno messo due pali di ferro che una buca sotto, tra poco ci casca anche una macchina dentro. 6 anni e vogliono 526 euro. Sai cosa ho trovato io? Una casa libera da un privato, 550 euro senza spese condominiali e senza e sono da solo. E con mia moglie che ha preso, mia moglie ha preso l'ictus, mia moglie ha preso l'ictus. E in casa, poveretta, non si può muovere. E io qua sono messo male. E l'ha trovata con l'ascensore? Sai, io so quante scale faccio al giorno. 42 a salire e 42 a scendere. Con le stampelle, ok? È una cosa veramente vergognosa in Quei Italia. soldi là fuori, la trova con l'ascensore? Ho detto la mia. Attorno al loro condominio altri edifici che l'Ater ha da tempo venduto ai privati e la differenza la si vede nella manutenzione esterna, ma non internamente, perché Maria Rita e Andrea, come molti altri condomini, hanno investito di tasca loro. Lasciate a malincuore. A malincuore lasciamo questo appartamento perché sono 26 anni che siamo qui e insomma è diventato come un qualcosa di nostro, diciamo, anche perché basta guardare dentro come è messo da principi, l'abbiamo lasciato. Abbiamo la porta blindata, abbiamo fatto noi i lavori. Le zanzariere, vabbè che io tolgo tutte le mie cose, però a ottobre-novembre andiamo via. Devo dare un mese di disdetta, quando so che l'appartamento è pronto, do un mese di disdetta e me ne vado. Qua non ci sto più.